Avviato il laboratorio didattico di manutenzione e restauro conservativo della Fontana del Volto o di Santa Sofia di Costozza, un progetto finanziato dalla Regione Veneto con fondi FSE con la regia operativa di Istituto Veneto Lavoro e promosso e gestito dal Cesar. Sentiamo. L'obiettivo è quello di sviluppare capacità professionali per interventi di conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, coinvolgendo altri soggetti con esperienza e in possesso di competenze acquisite prevalentemente sul lavoro, anche se non formalizzate. Possono quindi partecipare anche operatori del settore edilizia che intendono approfondire specifiche tematiche al fine di aggiornare le proprie competenze. Il percorso, che vedrà impegnati 10 artigiani, si concluderà indicativamente a fine anno e consentirà l'inserimento nell'elenco della Regione Veneto tecnico del restauro dei beni culturali con competenze settoriali. Le iscrizioni per partecipare al laboratorio didattico sono ancora aperte e per informazioni è sufficiente contattare il Cesar allo 0444 16 85 86.